Santo, fonte
Benedica
Dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
Adoriamo e benediciamo la Santa Trinità, principio e sorgente di ogni bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Padre Santo, poiché non sappiamo pregare come si conviene, donaci il tuo Santo Spirito. Perché aiuti la nostra debolezza e interceda per noi. Figlio di Dio, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa, Fa che resti sempre con noi e ci confermi nella verità. vieni, o Spirito Consolatore, e donaci i tuoi frutti di santità. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitiezza, castità. Eterno Padre, hai effuso nei nostri cuori il tuo Spirito che grida, Abba, Padre. Capaci ci sentiamo lui, figli tuoi, e ti vediamo in eterno, coerenti di Cristo. O Cristo, hai mandato lo Spirito che precede dal Padre, perché ti rendesse testimonianza davanti al mondo. Fa che, illuminati dalla sua verità, professiamo eternamente il tuo Vangelo. Mossi dallo Spirito Santo, nel Figlio, ci rivolgiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi dal male e ci conduca alla vita